Diamo il bentornato a Cittadella la Radio al vice sindaco di Taranto Mattia Giorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Avrei 1,5 milioni di domande da farle, Giorno, ma questa volta voglio fare il buono. Per fortuna il tempo è poco. E per fortuna il tempo è poco, ha ragione, ma in realtà no, voglio fare il buono, nel senso che abbiamo abbondantemente parlato di quello che sta succedendo al comune con tanti ospiti, poi magari nei prossimi giorni ne parleremo anche con lei, ma adesso l'argomento è un altro. In tutto sto casino, almeno una notizia positiva proviamo a darla, e cioè il calcio di Taranto potrebbe avere un futuro. Il comune è al lavoro per il nuovo bando. Ma a dire la verità l'abbiamo già pubblicato, più che un bando è una manifestazione, è un avviso per manifestazione di interesse che è stato pubblicato ieri pomeriggio. È la conseguenza di una lettera ricevuta dalla FIGC che ha posto la scadenza all'11 di agosto alle ore 17 per la nuova società di depositare un assegno circolare da 200.000 euro più tutta la documentazione necessaria, quindi per poter rispettare i tempi, ieri pomeriggio, anzi ieri mattina a dire la verità, ho convocato il dirigente della direzione, abbiamo iniziato a valutare tutto il percorso da intraprendere, gli ho trasmesso formalmente la lettera della FIGC chiedendogli di adottare tutti gli atti necessari al fine di rispettare la scadenza, e quindi è uscito questo avviso con manifestazione di interesse che sarà aperto fino alle ore 23:59 del 6 di agosto, in modo tale che tra il 7 e l'8 insomma possa tenersi la commissione, fare le valutazioni e verbalizzare chi sarà il nuovo soggetto, ovviamente se dovesse rispettare tutti i requisiti previsti dal bando, che potrà rilevare la società, e quindi poi avere i 4 giorni necessari per poter ottemperare a tutte le scadenze previste dalla FIGC. È una corsa contro il tempo. Esatto, però, era proprio quello che chiedevo, Giorno, cioè è una vera e propria corsa contro il tempo, più di altre probabilmente. Sì, ma non era possibile anticipare, perché soltanto avanti ieri il curatore fallimentare del Taranto ha rinunciato al titolo, quindi non era possibile in alcun modo poter anticipare i tempi, perché la titolarità in capo al comune è arrivata soltanto avanti ieri sera, quindi con lo stop all'esercizio provvisorio. Siamo riusciti il giorno per il giorno a fare in modo di pubblicare, altrimenti avremmo rischiato di non poter rispettare i tempi. Va bene, facciamo così, però proviamo a scavarci un attimo su sta roba, vice sindaco. Ci sono manifestazioni di interesse? Avete già avuto dei primi contatti, qualcosa al di là, diciamo, dell'aspetto formale rispetto alla domanda o meno? C'è interesse? Allora, rispetto alla domanda ovviamente non so, credo di no, vedremo nei prossimi giorni, ma soprattutto quando si chiuderanno le offerte. Qualche contatto da soggetti interessati c'è stato, credo anche direttamente con il presidente Gravina della Lega, della FIGC, però allo stato attuale siamo in attesa. Dopodiché c'è l'assenza del sindaco in questo momento, devo dire. Quindi, sì, Giorno, la vedo bene in questo periodo, sì, devo dire che proprio è un periodo leggerissimo. Sì, no? niente di strepitoso, voglio dire, però insomma non ci sottraiamo all'impegno pubblico, e quindi portiamo avanti le attività amministrative nonostante tutto, almeno per quanto riguarda le scadenze e le necessità più urgenti, in maniera ordinaria, in attesa che insomma la crisi possa ricomporsi. Auspichiamo tutti che il sindaco possa tornare, io mi auguro il prima possibile, devo dirvi la verità, e quindi poter riprendere tutta l'attività amministrativa ordinaria, straordinaria, e quindi anche la questione legata all'ex Ilva. Insomma, Giorno, sono le 8:45, io la fermerei qui, altrimenti andremo avanti per un paio d'ore e parleremo solo di questo. Però ecco, al di là delle battute, approfitto di questa cosa che si ferma qui per dire fermiamoci qui. No, al di là delle battute, attendiamo con ansia, naturalmente la disturberemo il 7 di agosto per sapere come sono andate le manifestazioni di interesse sul Taranto Calcio. Intanto grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi, buon proseguimento.